cresciuto in teoria una sanità o principi degli anni 70, e fui fra quelle creature che l'italiano era semplicemente quella cosa che aveva saputo parlare. Per poter andare a scuola ovviamente, e per sperare di inserire in giorno, rindo uno che stava fuori quartiere, rindo uno lavorativo dei Rossi. O magari, questa era la speranza di tutti i genitori coscienziosi. E noi creaturelle ci imparavamo l'italiano, come meglio potevamo fare, senza mai fare discussione e senza neanche pensare a quale era il motivo, e se chi poi era giusto o sbagliato. Si sa, quando uno è creatura, certe cose fa per una questione di emulazione. I piccirilli vanno totalmente a fiducia verso i Rossi. Ma nemmeno mi ricordo a mamma o a Patma che discutevano l'esclusione ro napolitana ro sistema educativo italiano. Questo ovviamente perché pure rinda all'adultero proletariato urbano c'è stato un sentimento di rassegnazione rispetto alla funzione sociale limitata del dialetto. E mo pensandoci buono dopo tanti anni, come mai vai a cominciare nei primi giorni di scuola all'asilo? A parlare una lingua che vendisi quasi esclusivamente per tinta radio e per tinta televisione. Onestamente non mi ricordo. Quello che ancora oggi, dopo 40 anni, mi ricordo troppo buono però. Io tengo a mente come se fosse successo ieri. È uno stato di panico continuo. E non solamente perché era la prima volta che mi allontanavo da casa e da famiglia, ma perché sentivo in cuore a me che a scuola non volevo sentire pensieri e parole mie proprie. Con queste le esperienze e tutte le cose che io sapevo già vicino. Che la scuola si vedeva che mi disprezzava. A scuola mi teneva in 9 fino alle 4 e mezzo pomeriggio, ma stesso mi pareva come se questo non mi voleva veramente. E più necessario ancora, questo non mi voleva per quello che ero io veramente. Capo a me, a scuola disprezzava la famiglia mia e a tutto quello che la lingua e la cultura nostra rappresentavano a livello identitario. Era questo senso di disprezzo che veniva a chi che avessero avuto a essere i maestri e i professori nostri a far nascere questo senso di panico. Che la paura che io e compagnia mia tenevamo prima all'ultimo tutto quanto stampato in fronte. Chi più e chi meno sapeva che ci sentivamo tutti quanti morire. Perché a scuola ci voleva far scordare chi eravamo. I maestri ci forzavano a parlare bene, per imparare a essere persone meglio, gente meglio. Come se si potesse veramente forzare una persona a diventare e a essere meglio. Più là, seconda e la terza elementare, le cose non cagnavano. Anzi, a cominciare a fare questo suono malamente, tutte le notti. Chi ne paura, la scuola me ne volava. Arrivava fuori portone, facendo scala a 4 a 4 e cacciava a capo mezza strada, dove finalmente potevo tornare a ricciatare. A scuola, per me che sono cresciuto in una famiglia proletaria che parlava principalmente napolitano, non è mai stato un posto di accoglienza, rinclusione o rieducazione civica. O sono passati tanti anni che io ero a scuola, ma ancora oggi le tasse di evasione scolastica sono frecchio alte dell'Europa. E sono tanti quelli che se ne escono, che i problemi parecchi giovani in Napoli, come la violenza e la delinquenza, compresa quella gratuita, si possono risolvere solamente in scuola. Solamente in scuola riescono certe, le possono imparare a questi giovani l'empatia e la simpatia per un essere umano. E addirittura il valore della bellezza, l'estetica. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri che una scuola che le nega a una creatura, o diritto di esprimere con la lingua e con l'identità sua? Siamo sicuri che così con me, cinica fino a far paura, col sistema dell'istruzione italiana, le potrà mai imparare a una creatura o a un giovane napolitano un valore come l'empatia o la simpatia? E siete sicuri che voi, se fosse con noi che li vogliono oggi, che si trovano in una situazione di debolezza sociale assai forte, spesso senza neanche un genitore per fare una guida o avere conforto, siete sicuri che voi una scuola che sticisse?